Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Una puntata decisamente speciale di Penalty che come al solito va in onda il mercoledì alle ore 13. Una puntata speciale perché ci troviamo presso la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio e oggi in esclusiva il presidente Morgana ci rilascerà una bella intervista a conclusione di questa ennesima meravigliosa stagione calcistica. Andiamo a trovarlo. Penalty Awards 2023, l'evento più importante del calcio dilettantistico giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village. Consueto finale di stagione e chiaramente è giusto parlare con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il nostro anche amico di Penalty, il dottor Morgana. È finita un'altra ennesima lunga stagione. È finita, anche se ancora c'è la parentesi dei playoff. C'è la parentesi dei playoff, c'è qualche parentesi che è ancora aperta, che speriamo di chiudere al più presto, però io devo dire complessivamente che si è trattato di una stagione veramente straordinaria sotto il profilo organizzativo, perché abbiamo affrontato bene tutto ciò che è avvenuto, sotto il profilo tecnico, perché mai avevo registrato campionati così intensi, così combattuti, così affascinanti. I due gironi di eccellenza sono stati meravigliosi, è vero. Meravigliosi, è vero, fino all'ultimo momento, con tante squadre impegnate, tanto nella fase diciamo così, di promozione, quanto nella fase di retrocessione. Quindi obiettivamente un campionato di eccellenza bellissimo, ma non è stato solo il campionato di eccellenza. Abbiamo avuto campionati di promozione a vari livelli, tutti molto interessanti, dove non c'è stato, tranne forse un girone, sono stati tutti combattuti con playoff molto interessanti, quindi veramente una bella stagione. Il campionato di prima categoria, anche alcuni gironi di seconda categoria sono stati molto interessanti, e naturalmente l'attività di Under 15 e Under 17, che è di calcio di attività giovanile, che si conclude dando vita per la prima volta, come lei sa, alla creazione del campionato Elite. Dalla prossima stagione avremo 2 gironi di campionato Elite, dove accederanno le prime 4 classificate dei 5 gironi di Under 15 e di Under 17, più le migliori 4 quinte scelte con il criterio della media pubblica. E questo serve anche per un ulteriore step di miglioramento tecnico proprio dei settori giovanili. Ed è proprio per questo che l'abbiamo fatto, abbiamo voluto, come dire, livellare al meglio, diciamo, le varie situazioni, quindi un campionato elite dove ci sono le migliori 24 formazioni, quindi sarà altrettanto combattuto, altrettanto vivace, così come il campionato regionale, che da 5 gironi passa a 4 gironi, ci saranno le società migliori, e quindi non c'è una perdita di organico, perché saranno 48 nel campionato regionale e 24 nel campionato elite, quindi abbiamo le attuali 72 squadre che formano l'organico dei campionati regionali.
daremo maggiore forza alle attività Bene. provinciali, di modo che ricostruiamo anche lì la base piramidale e vediamo di fare un buon lavoro. Per concludere, abbiamo avuto il campionato di eccellenza femminile che è stato, adesso questa settimana ci sarà la finale per assegnare il titolo regionale, quindi la squadra che andrà al campionato di Serie C. Anche in questo caso abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo tra l'altro tanti contatti interessanti, speriamo un altro anno di fare un campionato a 16. Intanto c'è stato un trend di crescita sul femminile considerevole, lei insomma è stato sempre l'anima. Perché abbiamo fatto l'eccellenza, ma tutti i campionati di settore giovanile, dall'Under 12 fino all'Under 19, quindi abbiamo fatto questo triangolare Under 19 che non eravamo riusciti a fare all'inizio, lo abbiamo fatto diciamo durante il corso del campionato e abbiamo dato la vincente a Roma, quindi proprio per essere presenti. Quest'anno contiamo nella stagione successiva di avere 16 squadre del campionato di eccellenza femminile da dividere in 2 gironi. Alla fine di questo campionato creeremo, se io faccio riferimento sempre al Signore, no? Se il Signore ci aiuta, il campionato di promozione femminile dove retrocederanno 2 squadre per ogni girone, dei 2 gironi, e tutte le nuove iscritte accederanno al campionato. Sappiamo del suo amore nel calcio femminile, quindi siamo contenti che questo trend è in continua crescita. Quanto è servita la presenza del Catania all'interno del movimento, tra virgolette, dilettantistico anche siciliano? È stata di straordinaria importanza, perché il Catania intanto c'è stata, come dire, la capacità di creare questa società che appare molto solida, molto forte, che guarda al futuro con grande attenzione, che ha ambizioni, che ha aspirazioni. Quindi io credo che il Catania Calcio avrà un grande futuro perché ha una grande dirigenza, una grande società e un pubblico che ha una passione incredibile. Avere creato l'associazione Catania Rossazzurra, che ha creato l'avvocato Ingrassia e altri professionisti catanesi, serve appunto a dimostrare che non è solo la società che fa uno sforzo in favore, ma la anche città tutto quello che c'è intorno. La città risponde bene, con grande entusiasmo, con grande passione, e questo per uno che fa il dirigente di società poi diventa, come dire, una spinta in più. Ma la cosa più bella è anche comunque questa parte finale del Trapani, che ha permesso ad un'altra realtà siciliana importantissima di pensare anche ad un possibile ripescaggio. La vittoria contro il Locri ci fa capire anche la volontà da parte della dirigenza del Trapani di sperare in un ripescaggio. Il dottore Antonini, che è un imprenditore certamente di alta qualità, illuminato, che ha grande interesse nel rilanciare il calcio trapanese. Lui ci tiene molto ad andare in Serie C, i playoff della Serie D servono appunto a creare una priorità per andare in Serie C, quindi io spero che ci possano essere i posti disponibili perché il Trapani possa anch'esso andare in Serie C. Sarebbe per il calcio siciliano una bella soddisfazione. Abbiamo il Palermo in Serie B, che sono convinto che un altro anno farà un grande campionato, abbiamo il Catania in Serie C. Se riuscissimo a mettere anche il Trapani sarebbe veramente la conclusione di una stagione meravigliosa, nella quale, lo ricordo, l'Enna e il Siracusa partecipano agli spareggi nazionali, hanno grandi ambizioni, grandi aspirazioni, quindi ho detto al mio amico Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento, guarda che ti stiamo mandando società veramente. La cosa che più ci spiazza, una possibile finale tutta siciliana, potrebbe avvenire tutto questo e c'è un po' di amarezza, no? Perché sennò si rischia giustamente di avere soltanto una squadra. La finale poi può avvenire perché noi abbiamo evitato che questo avvenga nel primo spareggio, in maniera che il girone A e il girone B fanno 2 percorsi diversi che si possono incrociare. Giustamente può succedere.
In eccellenza la vittoria di Agrigento, quindi che ritorna nel campionato nazionale dilettanti, e in un certo senso anche il ritorno del movimento a Barcellona Pozzo di Gotto, certo, che sappiamo benissimo per storia aveva anche una bella tradizione in Serie C. La dimostrazione che partendo dalle basi si può incominciare a costruire un progetto importante anche per la Serie D. Non c'è dubbio, quello che dico sempre, a volte vengono dirigenti che mi chiedono vogliamo comprare quel titolo, vogliamo fare, e io certo non scoraggio mai questi, ma nello stesso tempo dico sempre che fare un percorso che parta dalla base, che determini entusiasmo, che determini coinvolgimento E solidità anche. da parte delle comunità, delle varie comunità, certamente è importante, perché determina entusiasmo attorno ad un progetto, ed è quello per il quale noi lavoriamo, perché abbiamo bisogno di entusiasmo. E questa è una cosa meravigliosa. Tra l'altro c'è anche la parentesi dell'Aspra, che per la prima volta abbraccia un campionato importante come quello dell'eccellenza, Sì. un piccolo centro di Palermo. L'Aspra è un piccolo centro di Palermo, una società molto solida che ha fatto un campionato importante, dove il Geraci non ha lasciato spazio, diciamo. Sappiamo benissimo. Però poi, diciamo, i playoff hanno recuperato questa società, l'hanno rimessa in questa condizione. Io sono molto contento perché guadagniamo delle squadre che hanno solidità, che hanno forza. Il campionato di eccellenza E bacino anche di pubblico, no? Bacino di pubblico, ha bisogno di questo. E questa è bellissima. Volevo dire una cosa che Sì. dimenticavo, che è di fondamentale importanza: il calcio è 5. Ecco, anche questa è una bella parentesi importante, in crescita tra l'altro. No, molto in crescita, perché noi registriamo due cose. Tanto noi abbiamo fatto un campionato di Serie C1 con 2 gironi, Sì. di Serie C2 con 4 gironi, abbiamo avuto, mi sembra, 106 squadre nel campionato di Serie D, più il campionato regionale femminile che per la prima volta abbiamo fatto a 26 squadre, con un risultato che è andato al di là delle nostre aspettative. Come calcio a 5 siamo la prima regione d'Italia. Non dimentichiamo anche la Meta, che è comunque una bella espressione nazionale. Che fa nel campionato nazionale, ma come società Sì. regionali siamo la prima regione d'Italia, abbiamo superato il Lazio, e questo risultato numerico fa coppia con i risultati tecnici, perché noi, come lei sa, siamo campioni d'Italia, È vero, Under 19, è vero. avendo vinto il torneo delle regioni, e vice campioni d'Italia nel campionato nell'Under 17, quindi un risultato che mi riempie di gioia veramente, e che saluto con tanto piacere. Il fatto che nel calcio a 5 abbiamo avuto questi risultati lo dobbiamo alla nostra attività, diciamo così, regionale, quindi al responsabile regionale, al tutto il suo gruppo di collaboratori, ai delegati delle varie province che hanno fatto tanto, hanno lavorato con grande impegno. La cosa bella è che in Sicilia, grazie a cielo, abbiamo anche un'altra bella realtà, che è il beach soccer, no? Sì. Che con l'avvento anche del Catania SSD potrebbe arricchire anche il bacino di pubblico e il movimento. Non c'è dubbio, nel beach soccer la Sicilia, diciamo, che ha una vocazione naturale, ce l'ha da sempre. Il Catania Beach Soccer di Bosco c'è almeno dal 2000, io me lo ricordo quando nel 2004 ero responsabile nazionale dell'attività beach soccer, che ho visto crescere queste realtà. Oggi noi anche in questo senso ci siamo attrezzati, perché stiamo dando grande attenzione, abbiamo messo proprio Giuseppe Bosco nella consulta nazionale del beach soccer, Fabio Nicosia, componente del Dipartimento Beach Soccer. Grande esperienza, diciamo che è quello che è stato uno dei primi che si è occupato nel di Ragusano, è una vera e propria leggenda. Una vera e propria leggenda, l'ho messo nel Dipartimento Nazionale, dando una risorsa veramente eccezionale. Abbiamo confermato Mario
Mario Porretta come coordinatore regionale. A queste tre persone ho detto che dobbiamo lavorare insieme, perché io voglio un'attività regionale di beach soccer che praticamente determini anche un regime di continuità con l'attività nazionale. Chiaro. Quindi questo impegno lo stiamo portando avanti. Voglio toccare le corde dell'amarezza adesso, perché sappiamo benissimo che soprattutto nella seconda parte della stagione, insomma, qualche partita si è conclusa in malo modo e sappiamo benissimo che la sua figura, ma soprattutto la federazione, è stata decisa, è stata chiara e soprattutto ancora una volta ha dato delle linee a cui tutti, insomma, debbono attenersi. Ma come lei sa, noi ci siamo posti questo problema l'anno scorso. A conclusione della stagione dell'anno scorso io ho fatto alcune riflessioni, ho detto noi non possiamo lasciare che gli atti di violenza vengano o siano, come dire, valutati, decisi soltanto nell'ambito della giustizia sportiva, perché questo come dire, è il lato, chiamiamolo così, repressivo della situazione, cioè avviene un fatto di violenza, l'arbitro fa il referto, accertiamo tutto quello che abbiamo da accertare e dopodiché si prendono le decisioni conseguenziali, che giuste, dure. Io contro la violenza ho sempre chiesto alla giustizia sportiva decisioni che siano estremamente esemplari e che soprattutto non lasciano spazio a nessun dubbio. Però non può essere solo questo, perché altrimenti questo è il ruolo della giustizia sportiva, il ruolo di chi, come me, come il consiglio direttivo, come le delegazioni provinciali, ha, come dire, il compito di programmare l'attività, di dare norme di indirizzo, di avere la responsabilità complessiva di tutta l'attività e anche quello di promuovere iniziative volte alla educazione del sistema. Ecco perché abbiamo fatto il progetto Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore. In questa stagione sportiva i nuclei di valutazione istituiti presso le delegazioni provinciali, dove sono presenti tutti gli attori, dai calciatori agli arbitri, agli allenatori, alle società, alla tifoseria, agli psicologi, alle forze dell'ordine, valutano i vari fatti, determinano, come dire, un modo di intervento, ma promuovono anche attività presso le scuole, presso i quartieri a rischio, proprio per promuovere una diversa, migliore cultura dello sport. È chiaro che non dobbiamo pensare che di tutto un'erba è un fascio. Ecco, noi quest'anno registriamo circa 39 episodi di aggressione all'arbitro. Sì, rispetto al passato sono diminuiti. Io dico rispetto al passato, io ricordo una volta ce ne abbiamo avuti 95, 100, voglio dire, sono diminuiti, ma questo non significa niente, perché poi ci sono stati episodi di rissa tra calciatori, come lei ben sa, ci sono fatti, io mi mantengo sempre sul generale, non entro mai sul particolare perché lo trovo veramente... Parlare di qualcuno in particolare non lo trovo elegante. Sì, condivido. Non lo trovo elegante. Condivido. Devo valutare un fatto nella sua complessità, un problema nella sua complessità, lo devo valutare in termini imparziali, lo devono valutare anche in termini astratti. C'è il problema e allora di fronte al problema ovviamente nascono alcune riflessioni. Primo, è che non si può fare di tutte le erbe un fascio, nel senso che noi abbiamo questi disgraziati, chiamiamoli così, che possiamo contare uno per uno, e abbiamo un sistema dove, io leggo testualmente, abbiamo, come dire, 48.745 tesserati. E sono numeri. E mettiamo pure che 745 non è così, sono molto di meno. Sono dei disgraziati, abbiamo 48.000 persone che sono persone per bene. E quindi evidentemente il nostro compito è quello di difendere il calcio buono, il calcio che rispetta le regole, il calcio che rispetta l'avversario, che rispetta l'arbitro, e dire
che evidentemente viviamo in una società che ha tanti problemi, in una società dove giornalmente riscontriamo attraverso i media violenze sulle donne, sugli anziani, sui minori, sulle categorie a rischio, una società che è in guerra, ci sono guerre in tutte le parti del mondo, ce n'è una che poi, come dire, spiazza tutti, ci mette in grande apprensione, in grande angoscia. L'altro giorno il mio nipotino, mentre lo portavo all'asilo, mi diceva: nonno, ma se scoppia la guerra, ma allora no, ci si sente, non è scoppia guerra, stai tranquillo, perché tu ai bambini devi anche dare certo. la certezza, la sicurezza che tutto deve andare bene, anche se abbiamo preoccupazioni. Il calcio determina la dimensione e la passione di 40 milioni di italiani. Diventa specchio di questa società. Assolutamente. Trasmette i lati positivi e quelli negativi. E purtroppo anche qualche negativo. E quindi fa parte di questa società, proprio a pieno titolo. La società è questa, noi combattiamo per migliorarla, noi combattiamo per avere una società migliore, noi combattiamo per avere una Sicilia migliore. Tutto il sistema calcistico deve capire che noi produciamo uno sforzo immenso per dare il meglio di noi stessi, e siamo una delle migliori regioni d'Italia, abbiamo questo neo, lo dobbiamo superare, ma lo dobbiamo superare tutti insieme. Gli atti di violenza contro gli arbitri non coinvolgono il pubblico e lo fanno i calciatori, in massima parte i dirigenti. Sì. Quest'anno 2 episodi hanno riguardato i tecnici, riguarda di più l'attività provinciale, nel senso proprio le categorie molto di base, e allora dobbiamo combattere tutti insieme la violenza e dobbiamo farlo con la coscienza che possiamo vincere questa battaglia, ce la possiamo fare, perché non dipende dagli altri, dipende da noi, e se dipende da noi non è possibile che in mezzo a noi ci siano persone che si comportano in questa maniera. E io l'ho detto in un'intervista, mi piace ripeterlo, è come se noi dicessimo che siccome in Sicilia c'è la mafia siamo tutti mafiosi. Non è così, perché la maggior parte dei siciliani, gran parte di questa popolazione è fatta da persone per bene, operose, che hanno a cuore le sorti di questa regione, che odiano il fenomeno mafioso e hanno nei confronti della mafia un atteggiamento di grande intolleranza, quindi dobbiamo combattere insieme per migliorare anche il mondo del calcio. Vedo che passano gli anni, ma il presidente Morgana ha la stessa energia dei primi giorni dell'ultimo suo mandato, ma già ce ne sono stati altri precedenti. Ed è la dimostrazione della passione con la quale lei impegna la sua personale energia in un progetto che chiaramente spesso e volentieri ha delle grosse difficoltà. L'esempio appunto dei fatti ultimi lo dimostrano. Ogni anno parlo sempre però di una stessa cosa, della struttura calcistica, parlo soprattutto delle strutture dove si gioca a pallone. Devo dire che secondo me dall'anno scorso a quest'anno abbiamo fatto quantomeno un gradino. Allora, diciamo che sono dati che come dire, mi ha detto uno, hai sciorinato un po' di numeri. Sì, abbiamo dato un po' di numeri perché quest'anno i numeri ci hanno dato ragione. È vero. Perché questo è stato l'anno vero nel quale c'è stata una ripresa complessiva, nella quale ci aspettavamo numeri, invece abbiamo registrato più 36 società. Siamo ritornati come numero di tesserati ai numeri anti-Covid. Abbiamo fatto quest'anno 18.746 gare ufficiali. L'anno, abbiamo complessivamente circa 840 società e 3.800 squadre. Abbiamo il problema dell'impiantistica sportiva, che non è un'impiantistica sportiva pari a quella delle regioni del nord. Sappiamo. Migliora. Perché io ricordo, ci sono i miei collaboratori, il primo giorno, quando io divenni presidente per la prima volta, poi ritornai di nuovo a Roma, che noi avevamo 19 campi in erba naturale e uno solo in erba artificiale. Oggi noi abbiamo 99 campi in erba artificiale. Abbiamo oggi 43 strutture, oltre i 99,
che hanno avuto parere preventivo positivo e sono pronte per avviare i lavori, e ne risultano altresì altre 25 con parere positivo con sottofondo realizzato, quindi sono circa 68 impianti che io spero, se non proprio prima della fine del quadriennio, comunque ad inizio del prossimo quadriennio. Strutture che servono. Abbiamo realizzato belle strutture nell'ambito madonita, diciamo il sistema sembra muoversi. Io l'appello che faccio sempre alle istituzioni, alla politica, cioè per poter competere veramente con le regioni del nord ci sono bisogno due cose: un'impiantistica sportiva adeguata, ci stiamo lavorando, e poi bisogna convincere tutti che fare parti uguali tra disuguali determina disuguaglianza, quindi tra disuguali bisogna fare parti disuguali, quindi bisogna investire nel meridione d'Italia, è quello che sta cercando di fare la federazione, che ha un progetto proprio per il sud che servirà a determinare, come dire, un miglioramento nell'ambito dei nostri servizi, quindi un abbassamento delle tasse di tesseramento, delle tasse assicurative, e soprattutto servirà anche a facilitare l'accesso all'attività sportiva alle situazioni di disagio, al territorio in disagio, quindi alle isole minori. E perché questa è una cosa la Sicilia bella. è un'isola che ha isole minori. Noi facciamo calcio a Lampedusa, facciamo calcio a Favignana, facciamo calcio a Vulcano, facciamo calcio nelle isole Eolie e speriamo di farlo anche a Pantelleria nel breve periodo, quindi è una condizione. Lei consideri che noi diamo ogni anno 60.000 euro di contributi per favorire l'attività. Perché giustamente le difficoltà sui trasporti esistono e bisogna fare in modo che molte società abbiano un piccolo riscontro per poter affrontare le trasferte che sono sempre molto, molto difficili. Siamo nella parte conclusiva. Dove va il calcio 2024? Intanto io credo che affrontiamo, dal 1° luglio dovremo affrontare due grandi questioni che probabilmente modificheranno, cambieranno il nostro modo di pensare, il nostro modo di guardare il calcio. Una sarà che dal 1° luglio 2024, intanto dal 1° luglio 2023 i tesseramenti saranno tutti annuali, quindi non ci saranno più tesseramenti pluriennali. Nel 2024 si aboliranno quelli che sono ancora in essere, quindi non c'è più il cosiddetto vincolo fino al 25° anno d'età. Questo determina uno stravolgimento di tutto. Molti equilibri salteranno. Molti equilibri salteranno e le società dovranno pensare a programmare diversamente. Investire sui settori giovanili. Ovviamente. Il secondo problema è che dobbiamo affrontare dal 1° luglio, se tutto va come penso che vada, è quello del lavoro sportivo, rispetto al quale c'è un'impostazione governativa che non ci lascia soddisfatti. Non lascia soddisfatte le federazioni, non lascia soddisfatto il CONI. Ci sono state delle osservazioni che il presidente Malagò ha fatto pervenire al Ministero dello Sport, rispetto alle quali c'è stata la dichiarazione ufficiale del Ministro dello Sport di osservarle con grande attenzione, di esaminarle con grande attenzione. Quindi noi speriamo che rispetto a quella che è l'impostazione originaria ci possa essere un miglioramento di questo decreto numero 36, mi pare, che possa dare maggiore tranquillità al nostro sistema. Per esempio parliamo della distinzione tra lavoro autonomo, lavoro subordinato, volontariato sportivo, per fare un esempio, ma non mi voglio addentrare, come ho detto, al corso di Messina, e dobbiamo stare calmi, aspettiamo il decreto, poi lo affronteremo. Il mio programma è che, lei sa che noi facciamo ogni anno corsi per dirigenti, un altro anno i corsi per dirigenti saranno fatti tutti nelle delegazioni provinciali, e se ci sarà il decreto sul lavoro sportivo affronteranno proprio questo tema per essere da supporto. Ulteriore modernizzazione dunque di questa federazione. Di un sistema che cambia, di un sistema che si adegua a quello che è, come dire, quelle che sono le esigenze del mondo globalizzato. Anche il nostro lavoro interno cambia con la creazione di varie piattaforme, quindi voglio dire, siamo in una condizione nella quale noi
non dobbiamo rimanere in ritardo rispetto a quelle che sono le innovazioni che il sistema sportivo, il sistema paese ci sta mettendo. Una federazione 3.0 che ci piace, perché così entra anche in un linguaggio giovanile che è fondamentale. Chiudiamo chiaramente come al solito ricordando l'appuntamento dei Penalty Awards, il galà del calcio dilettantistico che ancora una volta vedrà la FIGC in prima linea, la sua presenza come al solito fondamentale per l'istituzione proprio di questo premio, che ancora una volta racconterà questa stagione che è ormai passata. Adesso abbiamo soltanto il discorso dei playoff di eccellenza. Da questa situazione partirà la nuova stagione, già pronti a luglio per... Sì, noi siamo pronti, ci stiamo preparando, stiamo facendo le regole per la prossima stagione, le regole tanto per l'attività dilettantistica che per quella di calcio a 5, di calcio femminile, e il nostro di attività giovanile. Il nostro problema è che purtroppo non ci fermiamo mai, cioè non c'è mai un momento di riposo. Ci sono sì e no 10 giorni così per capire bene cosa si deve fare subito dopo. Volevo dare anche un'altra notizia che naturalmente non entra in concorrenza con tutto quello che voi organizzate, ma il comitato il 23 giugno per la prima volta istituirà questa festa del calcio siciliano. Bello! Nella quale premieremo, siccome noi a tutte le società che vincono i campionati diamo una coppa. Sì. Questa coppa di solito la diamo in occasione delle assemblee biennali o quadriennali. Quindi voglio dire, lei ha vinto il campionato quest'anno, sarà premiato fra 3 anni, fra 2 anni. Non mi sembra una cosa giusta. Quindi ogni anno faremo questa festa del calcio siciliano dove premieremo le vincenti di tutti i campionati le varie regionali. categorie. Bene. Poi le delegazioni provinciali a luglio faranno le premiazioni delle vincenti campionati provinciali. È come dire, è un modo anche di stare vicino alle società, di dare subito contezza, il riconoscimento, la coppa che meritano. Quindi premieremo le società di eccellenza, tutte le società regionali. Lo faremo qui in comitato per quest'anno nella nostra sala rossa, nella quale poi io spero qualche anno anche di ospitare la sua assolutamente, l'obiettivo c'è, e quindi spero che sia una cosa apprezzata dalle nostre società, partecipata, nella quale, come dire, ci rilasseremo un attimo. Bene, allora ringraziamo il Presidente Morgana, Presidente della FIGC Sicilia, e appuntamento a tutto quello che verrà nella prossima stagione. Senz'altro, grazie. Buongiorno a tutti. Benvenuti da Gedo Immobiliare. La professionalità come punto di partenza.
La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo il breve spazio pubblicitario, abbiamo già alle nostre spalle la bella chiacchierata con il presidente Morgana. Adesso voglio parlarvi del Trapani che vince i playoff e in un certo senso sta accarezzando la possibilità di un importante ripescaggio in Serie C. La squadra di Torrisi torna a casa con una vittoria pazzesca contro il Locri. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Finisce con 3 reti a sfavore e 9 uomini in campo, il Locri, subendo il carattere volitivo di un Trapani preparato e in forma, proprio come aveva anticipato Torrisi, elogiando lo staff medico per i pronti recuperi. Solo Musso non ha fatto ingresso in campo, Catania, Mascari sì, ma Ianni è stato pronto. Marigosu ha lasciato una perla in parabola morbida per il 7, Cangemi è stato risoluto al 36esimo in area e Giuffrida ha fatto la doccia fredda dopo 6 minuti di gioco, come se non bastasse la pioggia delle ultime 48 ore. In realtà in gioco c'erano le emozioni della fine di un'era, annunciata ufficialmente da Mollica in conferenza stampa alle 18:35. Grazie a tutti per la serietà e la professionalità, ad uno staff instancabile e ad una squadra che Mancini ha definito mai risparmiosa, neppure davanti alle difficoltà. Il Locri lascia il campo e la stagione con un primato nella classifica canonieri, le 16 reti di Carella, un secondo posto con respiro, l'accesso alla finale play-off, una serie di trofei nel triennio Mollica. E si congeda con un colpo di testa dopo 4 minuti ad opera di Carella, il tentativo successivo di Chiricosta su palla inoltrata da Paviglianiti, la spizzata di Ficara al 15° minuto con la sfera che rimane alta, Ianni che para un doppio colpo mentre anche Mbaye ci mette una pezza in scivolata e al 42° del primo tempo il tentativo di conclusione di Paviglianiti finito poi sul fondo.
E adesso c'è ancora il tempo di una settimana per rilevare questo titolo di Serie D e farlo rimanere all'Ocri. Una partita oggi che era importante vincere per dare il degno finale a una rincorsa miracolosa che ci ha portati al terzo posto, che ci ha riservato le ultime 4 partite, 4 finali anticipate, di cui Licata, Vibonese, Catania e Lamezia, tutte partite con un solo risultato, dove ne abbiamo affrontate anche numericamente non in condizioni ottimali, con tanti acciaccati. Che dire, oggi il merito va solo ai ragazzi, che, come ho detto più volte, è un gruppo che ogni allenatore avrebbe il diritto di avere, un gruppo di uomini, di professionisti, che hanno fatto oggi la partita perfetta, perché venire all'Ocri in un ambiente sicuramente difficile per la qualità della squadra e soprattutto per quello che riescono a dare i tifosi in campo, in casa, affrontare l'Ocri fuori casa non è sicuramente semplice. È una squadra che tutto l'anno è stata seconda, sapevamo che era una partita difficile, non abbiamo subito un tiro in porta, non ricordo la palla del mio portiere, siamo stati tatticamente perfetti, la squadra ha avuto un grosso approccio, un grande approccio, abbiamo creato tantissime occasioni da gol, ripeto, siamo arrivati bene a questa gara, grazie anche alla società, al presidente, che riesce a trasmettere qualcosa di inverosimile come carica, soprattutto energia positiva. Poi lui aveva un obiettivo che era quello di vincere questi playoff, perché dal primo giorno che è entrato nella partita col Catania ha sempre rimarcato e sottolineato, mi ha detto: non deve essere solo un passaggio il mio arrivo a Trapani, ma deve essere un punto d'inizio su cui creare le basi per fare grande Trapani e per portare il Trapani Calcio nelle categorie che merita. Abbiamo dato questa al nostro presidente, abbiamo raggiunto l'obiettivo che lui si è prefissato e quindi, ripeto, merito ai ragazzi, bravi loro. Adesso ci godiamo questa vittoria, perché è una vittoria che sicuramente lascia il segno, resta scritta, e per come ci siamo arrivati, ripeto, è tutto merito dei ragazzi, il quale per loro nutro una stima immensa, e sono riusciti veramente al mio secondo anno di D a farmi raggiungere un obiettivo importante per il mio percorso di crescita. Noi da parte nostra siamo venuti qua, ripeto, con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto in questa fase di stagione. Per me è una rivincita, ma non personale, è una rivincita di tutti, del gruppo, perché questa è una squadra che quest'anno, su questa squadra se ne sono dette tante, su tanti giocatori, sull'ambiente, quindi penso che finire in questo modo era il giusto fine. Poi l'ho detto anche ai colleghi, per me personalmente venire qua dava un senso di emozione particolare. Sono venuto la terza giornata e già, a prescindere dal risultato, c'era, per scelta della società sicuramente, rispettando il lavoro di tutti, ci mancherebbe altro, chi mi doveva poi sostituire già ad assistere a questa partita qua. E quindi magari questo per me oggi ha un valore in più, vincere qua, ritornare e poter avere avuto la possibilità di lavorare, cosa che a mio modo di vedere mi è stata tolta ingiustamente per un capriccio dopo 4 partite. Però grazie a Dio poi c'è sempre la possibilità di poter dimostrare, rimediare. C'è chi ha parlato con le chiacchiere, c'è chi ha fatto i fatti, e quindi oggi ce ne andiamo da qua con questa grande consapevolezza che il lavoro paga e che questi ragazzi si sono presi di diritto quello che gli spettava. Poi sul discorso dell'epilogo del progetto L'Ocri, dispiace se non possa avere una continuità, perché è una squadra che quest'anno in questa categoria ha dimostrato di poterci stare bene, è una squadra che ha fatto cose importanti, e quindi io mi auguro per la gente di L'Ocri, per i giocatori, per la piazza, che L'Ocri possa sicuramente trovare la giusta soluzione alle sue problematiche e possa tornare quanto presto a organizzare una stagione che sicuramente come quest'anno verrà difficile, perché secondo me L'Ocri quest'anno resterà negli annali perché ha fatto qualcosa di strepitoso, e ne approfitto per fare i complimenti all'allenatore, alla squadra e a tutta la società. Complimenti al Trapani, complimenti al presidente Antonini e complimenti anche a mister Torrisi. Il Trapani sogna un possibile ripescaggio per la prossima stagione nel campionato di Lega Pro. Vedremo come andrà a finire. Il campionato di Serie D si è dunque virtualmente concluso. Adesso dobbiamo attendere i 2 momenti legati al campionato di eccellenza, grazie alle semifinali nazionali che l'Enna Calcio
e anche il Siracusa Calcio affronteranno tra qualche settimana. Per quel che ci riguarda ci fermiamo, brevissimo spazio pubblicitario e tra poco ritorneremo con il Faccia a Faccia. Penalty Awards 2023, l'evento più importante del calcio dilettantistico, giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village. Parte finale della nostra trasmissione che, come avete ben capito, è totalmente diversa rispetto alla normalità. Non siamo nel nostro studio consueto della stagione, ma siamo nella sede della Federazione Italiana Gioco Calcio, la sede di Palermo. Abbiamo già visto nella prima parte la bella intervista con il presidente Morgana. È arrivato adesso il momento di presentare invece il Faccia a Faccia, la rubrica che mette faccia a faccia i grandi nomi del calcio dilettantistico siciliano, e questa settimana è veramente un faccia a faccia molto interessante. Nel nostro faccia a faccia di questa settimana ospitiamo Arialdo Giammusso, ex presidente della Nissa. Ciao Arialdo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Cercheremo di scoprire l'altro lato di questo uomo sportivo che con tanta passione ha portato avanti dei progetti anche impegnativi, soprattutto a Caltanissetta. Intanto Arialdo Giammusso, con lo sport cosa c'entra? Qual è stata la tua passione iniziale? La mia passione iniziale è nata grazie alla mia infanzia, alla mia gioventù, a mio padre che mi portò per le prime volte a vedere la Nissa, e l'ex presidente della Nissa Antonio Territo, che era compare d'anello di mio padre. Quindi da lì nasce la mia passione per il calcio. Poi si era un po' sopita perché, come tu ben sai, sono un grande appassionato di musica, sì, sono musicista, amo gli spettacoli, ho avuto anche un'esperienza come organizzatore di stagioni teatrali, di eventi di spettacolo, quindi un po' ho fermato, diciamo, ho messo in stand-by quello che... Ti sei occupato di altre cose? Mi sono occupato di altro, anche di politica. Poi 4 anni fa sono stato chiamato dai dirigenti della Nissa, che era in promozione, per dargli una mano come sponsor, e da lì, da cosa nasce cosa, mi sono trovato presidente. Coinvolto anche da questa tua passione dedicata al calcio. Io sono una persona che si appassiona in tutte le cose che fa, una persona che ama farle bene, mettere tutto me stesso, mettere parte del mio cuore, perché se non metti cuore e passione nelle cose che fai saresti una macchina, non riusciresti mai a fare le cose per bene. Ci sono i pro e i contro naturalmente, però mi sono appassionato, ho visto nella Nissa lo specchio della mia città, perché rappresenta la città di Caltanissetta. Figurati che spesso quando chiamano Caltanissetta la chiamano Nissa, quindi soprattutto nelle città limitrofe. Quindi lì, siccome amo la mia città, sono nato lì, ho cresciuto lì, lavoro lì, la mia famiglia lavora lì. Era diventata quasi una missione per te. Era diventata per me un modo per far rinascere la mia città dal punto di vista dello sport. Però è anche vero che comunque, da quando sei entrato nel mondo del calcio, qualche nemico in più è arrivato.
Chiaramente, perché tutte le persone che hanno progetti, hanno obiettivi, sono positive nell'animo, sono ottimiste nell'animo, che vogliono fare qualcosa, danno fastidio a chi non vuole ciò. Ci sono gli invidiosi di professione, i leoni della tastiera da professione, quelli che vedono gli altri emergere in qualcosa, che vedono che un gruppo, non soltanto una persona, emerge in qualcosa, gente che ha delle vite purtroppo diverse da quelle che, come la vorrei io, come la voglio io, come la mia, che hanno cercato di metterci i bastoni fra le ruote. Devo dire che a un certo punto della mia vita ci sono riusciti, perché magari in un periodo, nel periodo in cui mio padre è andato via, mi sono trovato un pochettino spiazzato un po' demoralizzato, e quindi lì annunciai il mio addio alla Nissa già molto prima della fine del campionato. Quindi, però voglio dire, poi ho riflettuto bene e ho capito che non bisogna mai darlo vinta alle persone che gettano negatività su quello che fai, le persone che criticano gratuitamente, perché una cosa è trovarsi a gestire una squadra di calcio e una cosa vedere la partita in tribuna, anzi c'è questo tipo di persone spesso non la vedono nemmeno la partita in tribuna, stanno a casa soltanto dietro ai computer a criticare. Ecco, legando un pochettino la tua figura alla tua vita personale, una vita piena di impegno, perché c'è la tua azienda lavorativa, c'è la tua passione per una squadra di calcio, ma c'è soprattutto, come hai detto tu poc'anzi, la passione nei confronti anche dell'arte, dello spettacolo. Per esempio, da provetto cantante, probabilmente il tuo sogno di gioventù era quello magari di diventare un buon cantante. Io da giovane volevo fare il cantante, per dirti la Questo verità. è il tuo grande sogno, era quello? Era il mio grande sogno. Purtroppo all'epoca non era come adesso, che ci sono tantissime possibilità, scuole di canto, è più facile, trasmissioni nelle quali farsi notare. All'epoca era veramente difficile, l'unico modo per farsi notare era le serate, e purtroppo dalle nostre parti non c'erano impresari che potevano notarti e farti emergere, quindi era molto più difficile. Però per la passione del canto è rimasta sempre, è quella che mi ha dato la possibilità di conoscere persone, di saper affrontare il pubblico, di non avere alcun timore di dire le cose che vanno dette. Quindi lo spettacolo è questo, lo spettacolo è metterti a disposizione e fare l'amore con il tuo pubblico quando tu riesci. È vero. Ma la passione, per esempio, nei confronti della tua famiglia, quanto è stata importante? Cioè, la tua famiglia ha costruito anche un po' probabilmente la tua personalità di oggi. La mia famiglia per me è tutto. Mio padre, mia madre, mia sorella, mia nipote, che sono i miei nipotini, il mio nipotino ne è uno che si chiama Logan, piccolino di 4 anni, sono tutto per me. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato tanto, e soprattutto i valori, la dignità, il saper mantenere gli impegni, che sono le cose più importanti della vita. La credibilità di un uomo è quella che ti dà credito con tutti, può essere anche non ricco, può essere un momento di difficoltà economiche, però il valore umano diventa fondamentale. Il valore umano e la credibilità è quella che ti fa dire di te mi fido. E questa è certamente una storia che fa parte della tua personalità, no? Cioè essere rispettato proprio per quello che tu dai alla vita. Ma c'è sempre comunque dentro di te un sogno nel cassetto? Tutti abbiamo dei sogni nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter aiutare più persone possibili, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista dello sport. Mi piace mettermi a disposizione degli altri e donare. Per me donare qualcosa a qualcuno, ho anche aiutato tantissimo gli animali, le associazioni animaliste, perché aiutare gli altri è una missione che tutti dobbiamo avere, perché ci sono momenti della vita in cui tutti possiamo avere bisogno, e trovare una persona che ti dà anche una semplice parola di conforto è veramente importante. Che valore dai alla parola emozione? Le emozioni sono quella cosa che ti spingono a fare, a impegnarti per ottenerle. Le emozioni sono
possono essere anche le più semplici che io ho potuto apprezzare, sia dall'applauso dei miei ragazzi ai cori che mi facevano negli spogliatoi, all'abbraccio dei miei dipendenti in azienda, al fatto che magari mi portano il caffè e mi danno una pacca sulle spalle e mi prendono anche in giro. Per me sono queste grandi emozioni. Io vivo la socialità, la collegialità, lo stare insieme alle persone in maniera molto presente, molto gradevole, per quando cerco di essere il più gradevole possibile con le persone, cerco di non scontentare mai nessuno, anche se spesso purtroppo questo non è possibile, però dico, le emozioni nascono soprattutto qua nel cuore, e questo te lo possono dare fattori esterni che tu cerchi di governare, ma ci sono quelli che non riesci a fare, però è veramente emozionante anche essere qui accanto a te in questa trasmissione per me. Arialdo, per chiudere, cosa ti aspetti adesso nella seconda parte della tua vita, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma proprio come progetto di vita tua personale? Io devo dire che sono una persona che si accontenta sempre. Quando alla mia età io difficilmente penso di far famiglia, perché Superata una certa età è condivisibile questa scelta. Ho raggiunto il mio equilibrio, sto molto bene, così, sono pieno di amici, di amiche, e quindi mi diverto in questa maniera, vivo la mia famiglia, vivo con mia sorella, con mia mamma tutti i giorni, siamo sempre unitissimi, quindi non mi manca assolutamente nulla. Soprattutto l'affetto. Soprattutto l'affetto delle persone a cui voglio bene, e tanti amici che mi stanno vicino. Quindi io cerco di mantenere quello che ho, migliorare qualcosina, magari poter fare qualcosa di più. Ancora di più? Sì, perché no? Mai dire mai, allora. Perché no? Perfetto. Perché guai a cullarsi sugli allori. Assolutamente. Grazie Arialdo. Grazie caro Ettore. Grazie per essere stato con noi. Concludiamo qui lo spazio dedicato al faccia a faccia. Appuntamento alla prossima settimana. Che bel faccia a faccia con l'ex presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. La rubrica faccia a faccia ritornerà chiaramente la prossima settimana, sempre qui all'interno di Penalty, che si conclude, come avete potuto ben vedere, è una puntata totalmente diversa rispetto alla solita, ma siamo ben contenti soprattutto perché abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con il presidente della FIGC, il nostro amico di Penalty, Sandro Morgana. Concludiamo qui la puntata odierna della nostra trasmissione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come al solito puntuali, mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi.
Penalty Awards 2023. L'evento più importante del calcio dilettantistico giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village.